Cari amici di Sicilia Magazine, siamo in un luogo storico a Borgo Cunziria a Vizzini. Questo luogo nel 2026 verrà rigenerato grazie ai fondi del PNRR, 20 milioni per far diventare questo borgo un metaborgo, un progetto pilota per la Sicilia che unirà la storia con innovazione e digitale. Allora, questo è un vecchio borgo che risale al Settecento, che in realtà qui, perché Cunzeria da conceria? Perché qui si conciavano le pelli, quindi qui vivevano le famiglie dei vizinesi e alla parte sottostante diciamo, di questi alloggi c'erano le varie vasche dove entrava l'acqua, poggiavano le pelli e poi si conciavano appunto con questa tecnica, una tecnica antica che utilizzava l'acqua e un'altra pianta del posto. Qualche anno fa, grazie alla visione anche di Musumeci, fu finanziata una progettazione, quindi noi stiamo recuperando, ovviamente con una visione, un utilizzo differente, i vecchi edifici, 12 edifici. Qui ci troviamo esattamente all'interno della chiesa, l'unica chiesa che era del borgo. Per il comune significa una grande vittoria, per la popolazione una grandissima vittoria, perché ricordo quei quartieri che erano pieni di gioia, dove i balconi e le finestre erano aperte un tempo. Sarà un'occasione importante per ridare vita a quei quartieri e far sì che il passato sia un ricordo importante e le radici per poter costruire un futuro migliore. Un tema su cui sto molto io insistendo da qualche mese a questa parte è quello del passaggio da un'economia turistica a un'economia culturale, perché noi finora ci siamo accontentati del turista, veniva, faceva la foto e andava via. Ora invece stiamo finalmente comprendendo come il turista diventi entusiasta nel vedere il patrimonio di cui la Sicilia dispone, gran parte del quale non viene adeguatamente valorizzato. Ci ho sempre creduto, diventerà un grande polo di attrazione perché è un borgo evocativo, cantato da Giovanni Verga nelle sue novelle, è rimasto incontaminato, può diventare il traino per un progetto di riqualificazione di tutta la zona del Calatino. Turismo ma anche passato unito al futuro in questo borgo Cunziria. Ma io credo che in molti dei nostri comuni siciliani e in questi in particolare il futuro sia legato al proprio passato. Attraverso il nostro coordinamento in qualità di advisor stiamo portando avanti una progettualità che guarda la rigenerazione fisica, ma anche l'ottenimento attraverso alcune azioni di spinta innovativa rispetto a quelle che saranno le attività da ricreare all'interno del borgo per una spinta culturale e scientifica del borgo stesso. Edit, una società virtuosa per partenariato pubblico, in questo caso ovviamente per voi privato, come vi confrontate, no, con questa duplice veste? Riteniamo che lo strumento del partenariato pubblico-privato sia l'iperconnessione tra gli investimenti pubblici e la capacità di scaricare a terra tutta la progettualità che i privati mettono in campo quando vengono coinvolti.